Palermo, in piazza Indipendenza, innanzi alla presidenza della regione, si è svolto un sit-in di protesta dei sindacati autonomi Cobas, Sadirs, UGL e SIAD per il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali ormai bloccati da 13 anni. Ascoltiamo Marco Schillaci, segretario regionale delle Cobas. Oggi questa manifestazione dei dipendenti della regione rivendicano dopo 13 anni il diritto a un rinnovo contrattuale, sia economico che giuridico, fondamentale per il rispetto della funzionalità delle stesse tematiche e linee guida che sono fondamentali per la stessa procedura che serve per poter garantire maggiore efficienza e efficacia all'interno di questa regione. Il pubblico impiego, i contratti già sono stati abbondantemente rinnovati, noi ancora stiamo attendendo, vogliamo capire definitivamente il governo regionale e l'amministrazione regionale come intende muoversi in tal senso e come si debbano risolvere le questioni che sono di fondamentale importanza. Diciamo che oggi siamo in grandissima sofferenza, la gente ha partecipato in maniera numerosissima perché si sente defraudata del proprio diritto e di una serie di tematiche che oggi ancora non si sono risolte e sviluppate. Dobbiamo risolvere le questioni perché gli stessi cittadini siciliani ci chiedono delle risposte, perché una ristrutturazione della macchina amministrativa regionale significa poter garantire in toto tutta una serie di servizi propedeutici che servono per migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa.